di cristallo, vasolinga immota, segnata dai minuti. Una stagione vuota, la sera adesso scende spensierata, con i suoi occhi dentro. Pronto carabinieri? Pronto, buongiorno, devo fare una denuncia. Sì, a carico di chi? Ma di uno che era vissuto le pantene a Rosanero, già si rinciappa in tamianto. Via? A via Peppignano, a sopra vicino a Maranne tutto mondo, PS. Ok, le mandiamo una pattuglia, arrivederci. Buongiorno. In questo mondo di ladri c'è ancora un gruppo di amici che non si arrendono mai. In questo mondo di santi il nostro cuore è rapito da 1000 profeti e da 4 cantanti. Noi stiamo La pantera Rosanero colpisce ancora. Nella stessa giornata assaltate 2 banche e 2 supermercati. Bottino totale 50 euro. Mirani aglia. Sarà un professionista. Appena dentro a chi ci faccio vedere anche che tempo io. Ah, le cose che piacciono a me. I crucivella. Io sono un mostro nei crucivella. 2 orizzontale. Il contrario di astuto. Io quando ci volevo chiedere astuto. A dove? 7 verticale, le 3 caramelle di Colombo. La mina, la pinta e sto solo Maria. Che sono troppo facili queste cose. 6 verticale, un animale con l'A. Un animale con l'A, Acia. Gioiami, sangue mio come stai? Come pendiamo che abbia qui sacerdozio me? Un mese che mi trasferivo in questa casa e non mi manca niente, sono io troppo felice. Se non fosse per mia figlia, per mia moglie e soprattutto per da farci i veleni ai suoceri che stasse una pacinaccia, così. È vero proprio da me. Dicillo quanto sono pesante tutte e tre, dicillo amore mio, parla e parla. Sarei cambiato? Ecco. Sarei cambiato! Dico io, ma si può essere così scemonite? Ma quando ha parlato mai un canarino? Quando? Chi su poi manco saprà cantare, figuriamoci a parlare! Hai detto me la vuote? Che la città che avevo per me, mi disse che prima o poi, se muore, diventa papà. L'importante dice che lei ci non ha mangiato sa sizza. Ora chi c'entra in sa sizza io non lo so. Ma siccome io mi fido di questo cristiano che mi pare un bravo cristiano, io c'ho l'uno. Che non capisci che se ci vuole mangiare sa sizza, chi tu sa fuca muore? E poi sul bravo cristiano che dici tu, ti fotte i piccioletti e ne viene in auto. Quanta cazzai si sta facendo? Niente, picca. Picca quanto? Ti conosco solo io, picca quanto? 20 euro. Ah, però picca lui. Basta, fammi finire di parlare. 20 euro al mese per 24 mesi. Lo picchiamo che a fin mese, così. E siccome ci può, vissuti i carabinieri, un mi fece pare interesse. Dici che appena diventa pappato, io ci ho riposto, e devo non recimela Io sogno troppo intelligente a moglie, che te sai, sì. E poi chissà, si scantano tutte.
Quando cammina il maresciallo la pinna, tutti si calano la testa. Non farete vedere quanto ora ero lo scemo Ma unito. continua. Picchissimo mi pigliavatti a fa, troppa intelligenza che hai, oh marito. Dunque, parlami su acquittamento, scoprami il nuovo. Ma quale imbrogli? Tu non sai la fortuna che hai avuto a sposarti con me. Ha avuto che imbrogli? Io sogno come i cani cacciafiuto gli affari. Dimmi, ma che accatta una casa, dannoci 5.000 euro racconto e un riesco. A quando va? Ma solo Carmelo la pinna a questa scalzezza. Perché chi tu catavi il meno? Tu dico io. Onestamente non ti chiediamo la pietra della verità. Solo che chi sta, cara mia, fa miracoli. Solo che un miracolo più grosso ancora purtroppo non ve l'ha fatto. Sale, calma. Non cominciano a parlare di me magica, non ci vuole altro, calma. Ma che parla di tomate? Che parla? Avevo 26 anni che manna questa zavorra, 26 anni! Ma è normale secondo te casare qui che non ti ho insinuato a Geru? È normale Oh! Aracio però! Ma se non ti non vuoi! È normale, non te l'hai mai. Ara! Chi vuoi? Ma immagina a casa nuova ancora non si è ambientato! Chi vuoi? Si scanta! Si scanta? Che era perché dei 5 anni che si scanta? Ma poi tu perché ti ci applichi? Queste sono piccolezze! Piccolezze chiami tu. Poi direi a notte. Tu sai, hai sempre i pere fritte, giusto? E piccolino mi c'è chi per il bella capo. E invece che trovi? Che ti congelato le tomate? Ma è mai possibile? E tu, a notte, prima di venire a quiccare, ti metti a rubare qua settimana, a questo freddo, o ne senti più? Chi vuoi? Me mangia il bicchiere e tu la capire. Ma che cos'è capire che il meccanismo sa fare che tu che dici? La televisione, tutto che tu che decidi, uomini e donne. C'è poi sapere te, c'è poi sapere me, per tutti. La vita è diretta, è registrata. Io mi posso vedere più niente. Poi parliamo di mangiare. Se mangiare senza sale perché ci sa la pressione. Zucchero niente perché ha avuto diabete. E poi la signora nella vecchia che cosa ci pigliò? Un vizio di gatta e vinci. Sta tutta in a gattare, ma che aveva mangiato sciuma? La pensione ci sente solo picchissimo, Ma qual è il tuo problema? Ma immagino gratta e si sbalia, qual è il tuo problema? Ma non l'ho capito. Che problema c'è? Ma poi tu a dire la verità, tu ce l'hai con me mangi, per un motivo ben preciso che è successo 25 anni fa, è vero che è me? Invece fare pensare che la colomba se no perde l'inizio mentre noi ci metto un cuscino in la faccia a fuoco. La colpa è tua, che non eri presente quando nessuno ci piglia. Ma se non ci poteva essere, perché era con Rosoleo, puoi capire che era con Rosoleo. Cioè perciò io ero ospitale che stava partoriendo e tu ti vistevi con Rosalia, vedete un gesto quanto un tamborino che non c'è. La moglie signorante, aveva Rosoleo, continua, via. E mi diceva di stare lontano da te, capisci che cosa è il problema? Poi ritornando allo scorso, io a te non ti tradirei mai, amore mio, mai ti tradirei. Con chissà, non si può tradire. Solo che tornando allo scorso di prima, tu dici la sogni arrabbiata. Onestamente devono essere arrabbiati. Cioè io mancavo, automatico comune, è giusto. E che cosa fa? A mia figlia. Che nome c'è messo? Cioè mia figlia si chiama, cognome fa la pinna. E io che ci va a mettere? Natalia. Cioè, mia figlia si chiama Natalia la pinna o la pinna Natalia. Come immaginate che c'è Natalia sì. Ma è normale secondo te? È normale. Era così, ma non lo capito. Eccola qua. Tu a fare sempre una così, non ti scuidare. Sparlare per le spalle è il tuo passatempo preferito. Ma mettiti in un tocino ricca o me ne vai, no? Ma chiangere fino a quando cambi. A volista a mia figlia e t'hanno cade pure a stamattina. Perché io quando dici che tu eri carabiniere non è che era tanta confidenza. Ma tu niente ci c'ha tomate, come? E Niente che ci c'è dire? Che c'è dire? Che te sempre menaggio, mica ci posso vedere quanto, ma... Ah sì, tu vai contro me che è meglio, vai contro me. Darei che è me, non mi fare infuocare, che è me, perché se Colomba spicca buono su quei per tutti, Tu hai carino. sette che mia moglie, non ti Ma ti arrabbiare. sente la mano, facci vedere così.
Ma poi dico io, sta facendo tutto sto viaggino all'ultima data perché? Un uomo, signore me. Ma che fece di male io? Che fece? Ammazzava qualcuno? No. All'ultima data io rispettavo le tradizioni e le usanze della mia famiglia. Perché mio marito si chiamava Stefano, io mi chiamo Pasqua, a mia figlia ci misi Colomba e se avessi avuto un nipote mascolo ci metti a Natale. Ma siccome una femmina ci misi Natalea. Mano la pinna, mano la Che pinna. cosa portiamo la pinna che è colpa mia? Veniamo, No. facciamo lo scuso. Io volevo sapere quando lei esce la messa in selietto. Quando è che esce l'umelietto? Quando? Quando nessuno toglie. Sì, quando? Quando? Ma quando quasi già diventa pappaggio. Ci Oh, stai? ma quando è che mi ha scelto diventare papà? Che ne faccio io? Ma tu non ce l'ho asciuttarocato per mio. A che vado con quei pipistola a capo? Tosci deve essere lì che bella male di avanza. Sì, continua a parlare, ti pare quanto sento, tutte cose sento io. Parla, sfuori. Che tu hai da dire una già cosa. Che c'è? Io in questa casa non mi ci trovo, no. E perché non sei Non mi piace. Mi pare malagulata, sapito? E poi dico io, ma che facciamo basta? È mai possibile che un appartamento costa una cosa picca? Ci sbagliavo io. Quando feci un contratto con lui, non c'era a dire scusa, ma può passare ti chiede a chioccare che mi sono lasciato fare qui. Piuttosto, come a fare? A me che per vinci già mi finire, io senza grattare mi sento male. Scendiamo, sì o no? Ma scendere, mamma, ma dire la missa, ti ho fatto squidare, stai a dire la missa. Aspetta che stiamo a dire a fare, già finita la messa. Eppure se ne spicciamo. Pucciamo i cristiani che escono dalla messa. Facciamo, e la facevo contro, tanto è sempre ai sì. Ma cosa fanno con tanta dici? Non lo vedo. Non ci potete dire, ma dopo una contare. Sì, e poi facciamo una cosa, io te ne conto l'annoata, non te la conto Mattia, così io vado a passaparola. Ma c'è che viene, ne avete visto cosa in te mano, mi parto fatto satano, con una bella boa. Ancora capiccerita. Una bella boffarace però. Dimmi una cosa, nonna. Tu mannasti le maille a uomini e donne? Nonna, Firissi, sì, i mail, ci mannavo, t'hanno a chiamare per fare un provino. Ma vuoi immaginate a me mangia televisione che c'è anche marito? E tu immagina ne trovavo uno che si scanta qui, che se solo e se vuole qui, che ne vuole guardare da questa qua. Tira come le donne, tira come le donne, ma si sta a fare i piatti a dare in sacco, tira a consumare, tira come le Ma che mi donne. sta piacendo, che Ah, volete finire? Ecco, mani, E scendere? ecco, non può la sentire pure a chi. Amore, andiamo per piacere, forza, tu dimmi una cosa. A così bene la messa, un vestito rosa, non lo potevo per me, tre capare, ti dai i cappuccini, poi. Sì. E tu, i mutanti non risulta, non si potevi cansare, che avevi 15 anni che ce l'hai, mi sono scappato. Sì, dalla vai se tu non mi hai sciato. Ma di qui a oggi come fa a supportare a uno che con questo freddo le sono che fa? Ma come tu supporti? A fare parlare sempre a Tomà, dammi ne scendiamo, Scendiamo, un'unica magramista. di bella famiglia la chiave, scendiamo. Natalia Camì. Natale, hai ragione, quanto hai su? Dove ne vuoi? Che bella la nuova casa!
il proprietario mi aveva detto che la trova mobiliata, ma no, queste bellissime mobili, oh, quanto faccio piacere a mia moglie e a scansa fatica mia figlia. Amore, casa, che bella casa, cose di lusso. Ma non vuoi dire perché la tua casa a casa della finestra non la porta? Ma cosa fa fare? E ti sicuro che non visto vetro la finestra? Che due, amore, di formazione professionale a mia, un appartamento mi piace sempre, casa nella finestra, la porta non mi piace, ti può occupare che poi un vetro lo faccio riparare. E poi, diciamo, tu lo sai come mi chiamano a Palermo? The Pink Black Panthers. Che cosa? Parla italiano con tedesco o non capisco? La pantera rosa nero. Per mia, ma così nata, auto che pantera! Ma cominciare a sputere però, capisci? Senti, panterare mai stivali, a chiamare questi valichi invece di rifissare. Caci, mica non sapere la finestra, perché tutto solo, perché tuo figlio non ha mano non la dà, io non si sapere di copigliò. Ma vuoi lasciare? Iddo ha intrapreso il cammino. O sai come è fatto? Lascialo, Idris. Lo fai che se fare io cammino, ma è tutto giusto però. Tutto sto ronne. E quando viene la sera, nella tenda ci rifugiamo e davanti a una bistecca la canzone intoniamo. Viva viva il Boy Scout e viva viva il Boy Scout. Tirassero temporate a 2 per a quando non diventassero dispari. Sei la pecora nera della mia relativissima famiglia! Tonino! Ma che Tonino, lasciami stare! Poi dite, a me padre, a me nonno lo chiamavano Arsenio Lupin. A me padre è diabolico. A me la pantera rosalino perché macchiani i muravisce. E Ido, Boy Scout. Sì, Lupetto, il Boy Scout perfetto. Basta, basta! Piuttosto, non dici come facessi a accattare questo bell'appartamento? Quanto ti costa, Tonino? Ma che mi costò? Ci ho detto un bel racconto di 5.000 euro in contanti. In contanti? E tu ti pigliassi? Non mi pigliare. Nella casa di un vecchio proprietario. Erano le 2 di notte. Ero intromettuto a casa dalla finestra. Mi è arrivato il nuovo salotto che c'era la cassaforte. A piglio per il puerco, scassa la cassaforte. 5.000 euro in contanti c'erano. Mi picchia e mi metto un sacchetto. Zammete e salto maluco. Pensavo stavo per incucciare. Ero un vecchio padrone di casa che mi disse: buonasera, ma che è venuto per comprarsi la casa? Mi era rimbambito, ero in notte a cattare un appartamento. Allora mi dica se è venuto a comprarsi la casa. Ci aveva a dire sì. Dice, piccioli sopra nave. No, 5.000 euro ci abbassano. A posto, firmiamo il contratto. Cioè, in notte firmare un contratto, ti rende conto. Oh, è questo. 5.000 euro racconto. E fino a cacci siamo. È un riesso, Tonino, magari mi scanta domani il cielo. Quanto è un riesso? Ma che deve essere 45.000 euro. 45.000 euro! E noi non andiamo a pigliare tutti sti figli. Ma perché qua che tu disse che la mappare? Ah, no? Io morio già. Peccato! Enorme peccato! Sicura che tu ti fai un figlio dove vai? Oh figlio, ne tu me ne combina. A mangiare sbafaraggiate se ti piace però. Basta, andiamo a sistemare, a munire e taglio. Sistemare. Amore, senti una cosa. Ma io veramente. Io ringrazio il padrone in casa che ne capisce bella ammobiliata, ma stai scedozzando con il. Senti che fai, Pierino? La piglia a cocorito. Cocorito, cocorito, e non vecchio pappavalle, è scampata tanta guerra, surbai una coppa a spalla. Cocorito, cocorito, e non vecchio pappavalle, è scampata tanta guerra, surbai una coppa a spalla. Cocorito sempre vivo, la finestra Già mi venne l'allergia. Cioè, chi sta questo lo faccio, lo vecchio padrone in casa. Senti che fai? Già, una valigia, già, fotografie mi faccio, va bene.
Ma, cosa ti pazzo? Siamo! Dai, eccola qui. Ora ci siamo. Cocorito, cocorito, e un vecchio pappavalle, è scampata a tanta guerra, sorvai una coppa a spalla. Cocorito, cocorito, e un vecchio pappavalle, è scampata a tanta guerra. Non mi richiedete che già mi stancavi! Lei stanca? Basta mattina di passare i canzoni di Boy Scout. E quando sogno stanco, una mestanza me va coico, mamma chiamami quando è pronto. Va bene, Fiorino, appena è pronto, tu vai letto, sangue mio! Non è, la consumazione sei tu! Cioè, ma chi puoi essere ritornato in te e a cercare su un travaglionista come il mio? Tu tanto così. Ma come fai? Oh? Giuriti! Calatti, io Margherita, la controllo a casa, ti lascio parlare solo che... Parlo solo, come i pazzi. Cocorito, aspetta che ci insieme, sanno me. Dai che ne mi fa bene, quando tu faccio volare, sai che tu, sai? Lo faccio volare. Dai, vola, ti do la libertà, vola. Aspetta che te un po', dai che poi sono... Tutto a posto, Cocorito? Tutto a posto, Cocorito! Tutto a posto, Cocorito! Tutto a posto, Cocorito! Ok, ho capito, tutto a posto. Ok, ho capito! Oh, ma che sei rimbambito? Tonino di bambino! E guarda, Cocorito. Una roba. Ma com'è veramente? Buongiorno. Ma signor La Pinna, ma che fanno? Sono tutto insieme là? Ma qual è la pinna? Io l'ho grande, mi chiamo. Ma non si Caterina cosa? Ma chi dica ci stavano prima? Già signero. A così senza manco salutare i vicini di casa. Ma pezzi di qualsiasi non sono auto, ma com'è che io non ne saprà niente? Signora o signorina non lo so. Signorina, Mi prego. scusi signorina, ormai gente fedata non ce n'è più per ma ora ha trovato le persone giuste. A verità dici, io stando a su palazzi quant'avevo costruire, mi ha fatto sempre i fatti mia. Niente saccio di lavoci e lavo non sanno niente di mia. Allora, la signora del quinto piano si su sei siete e sette pensava a travaglio e la stai piccinendo con suo marito che mischinetto per non senza travaglio. I signori del quarto piano sono loro pensionati e hanno a badante. Qualche volta io ammazza sua moglie e si mette a badante. Continuate. La Signorina, vedo che proprio se fai i fatti sua. Se sogno una tomba, stava a sì. giurare che la pinna facevano sempre domande. Erano curiosi, soprattutto la suocera. Meriosa? Meglio sale lei. Ma perché che fa? La passasse buono lei? Le posso ferare? Ma ha visto? Uomo de panza, uomo de sostanza. Se può fedare tranquillamente. Anzi, sappi che ci dico, ce lo pigliate e facciamo in belle sistemate. Ah, vedi. Ah, che passo toccato. Allora, mi conti? Io vinci pure 5.000 euro, ma per te vinci. Chi chissà suocera era meriosa? Ah, era meglio. Non ho pensato mai niente, si addannava l'anima, tutta pressione giocava. E un solo, ci poteva pure i piccoli, lo portavo via a soia, una meschinetta e non festa più atto. Non può, signorina, non lo fare in arte sua. Ma questi soldi lei dove li ha messi? A cosa? Che a banca si fotte? Bravo! 5.000 l'hanno preso in notizio cascione la senza dietro, capa di finto, però l'hanno ciombato a molto ne se l'ha. L'hanno di 5.000, l'ho preso tutta senza la senza il caso. Chi l'aveva quando sa se ce l'aveva in faccia? Brava! Lei è così furba che non la possono rubare mai! Brava! Vabbè, ora ci faccio conoscere a mia moglie. No, non si preoccupa, sono manca tempo. Si sta ricogliendo chitarra al primo piano e voglio vedere se qui ci pace con sta Dai, sei portato! Cocorito! Lo sentiste? 10.000 euro!
Grattando! 10.000! Grattando! Ma si può sapere chi è Cocorito? Ma chi sta dicendo? Niente, non ti preoccupare, sono trovato un lavoretto facile che si è arruolato. O 5 minuti. Una caviglietta, va. Manco arrivavo! E già ti vuoi fare conoscere! Senti, Tony, io te l'ho detto tante volte, tu a fare che tu giusto e poi te ne vai in pensione. Ma comunque mi interessa, canciamo il discorso. Controllo una cosa troppo bella. C'è pure una stanza grande, guardi, per me frati, che arriva più tardi. No, frate. Chi sta vedendo a me come si fa a vedere ora appena essere venuto nella casa nuova? Ah, ma lo sai che si fece dopo una milanese tutta sofisticata? Che vuoi? È contento e ne vuole fare conoscere. Dice che è un pezzo di femmina che ci vanno occhi a tagliarla. Come dici tu? Chi stai No, ma non mi stai! Io questa senza non la voglio! Chi sto ci? Sto mancando a mano, chi sto ci? L'uvetto, il boy scout perfetto, ha trovato la stanza dipinta di nero, mura e tetto! E adesso io ti avverto, un piede non te lo metto! E andate qua qui che non ha gabinetto, che ha fatto l'ordine. Un colore ci ha mattagliato. Appena usati si parlate i boy scout mi picchiano per vita! E mi chiamano coi punivoro e mi mettono l'elato e faccio mimicali! Oh, ma finite! Va bene, appunto, la faccio tingere, che ma fa? La faccio Ah, tingere. che tu adesso che ora sono? Adesso, aspetta. Una meno un quarto. Ma da magi! Le frati, arriva la stazione alle 10:30! Andiamo a spicciare che siete in ritardo, ammonì! Tutti carrozza! Oh, Ciu, e quando viene lo zio alla stazione ce ne andiamo! Ma è mai possibile? È mai possibile? Cioè, un padrino rimprovera al maresciallo la pinna perché a suo figlio il telefono ci faceva sempre bip, bip, bip. Nico fuori la chiesa, a me. Suo padrino. A me. È all'antica, ormai quel ghefo sarà un cellulare amico. Non è che sono un padrino all'antica. Tuo padre è più all'antica di padrino. Chi di cose morenne di chicologia, non ne capisci niente. Non sapi che cosa è Facebook. Non sapi che cosa è Twitter. Non sapi che cosa è WhatsApp. Ma che cosa si sa? Giusto, Dolondaresci. Io non so che cos'è WhatsApp. Quindi, zappa e te poi te pure e la fa zappare finché non si sto chiedere. Finiscila tra e me! Finiscila e poi te rispetta a menage! Piffauri, stiamo cominciando a ridere. Quanto mi ne faccio a tu nome stanza? Per un cuore, fate per un cuore, fate. Ma come fici? Ma rallentatura fici? No! Tu scuidai se che c'era una centomienza e fici marasciarascio. È sempre ida a cui pare, sempre ida la faccia. A cui fa sempre ida. La faccia. Tomba! Ah sì, ha trovato il tuo papà! Un canto si sta zitta, ti dare quel canto non to! E parla pure, amore mio! Se può tirare quei cari a una zappanna! Sanno mio che sei, quanto sei? Idea per Madonna, che c'è qualche cosa con guarda, no? un ci può detto che sarà a cercare di stanotte, con l'ombra per parte che stasera da pazzo volare, sanno me! Ma mi faccio senza di Dio un po' due, O che ne fotte
niente si sta settata tanta cucina nella Fiat, ma è tutta mia. Io dico che se è una cucina in casa ci stai tu. Piuttosto nemmeno una cosa. Tipo chi La vai palestra è buona, la fotografia è tua padre, la palestra è buona. Tagliala. Certo, c'è trovato tanto pappaggio, ci può stare. A me faccio dei carabinieri tanto di avvolto, no? Mamma! Corri! Presto! Che sta succedendo? Che sta succedendo? Svegliata! Ma che sta succedendo? Che sta succedendo? Ah, mia amore, ci sa, ma che sta Non succedendo? si deve niente. Vediamo un po'. Ma come ragionate? 2 ore che vi aspettiamo alla stazione, con l'autobus, con tutte le valigie. Ma bene parati che siete, ne? Signorina, forse lei cercava manicomio a sbagliare indirizzo, è impressione. Per cortesia, parli in italiano, perché all'arabo Esther sempre viva, quindi persone presenti non lo conosce mica. Sempre lì, che sai? Allora, signorina, forse lei cercava l'ospedale psichiatrico e ha sbagliato indirizzo. In effetti la mia è una casa di pazzi, ma non è un manicomio. Per cortesia, non ho sbagliato proprio. E tu dovresti essere la sorella del mio compagno. Ma come sei vecchia! Vieca! Non sbagliare a parlare, sai? Dica a me, vecchia, non me l'ha detto mai nulla. E poi con la vecchia sta conferenza. E se ci deve sapere, neofrato, avete proricato 15 anni, che buono! Parli bene, non capisco. Ah, non capisci? E ora ti faccio capire io. Allora, tagliamo buono. Mio frato, ave che molto roricato, 15 anni, ne capiste ora? Bella battuta! Guardi che l'italiano lo capisco, non sono mica deficiente. E tu ave, lo capisci l'italiano? Ma poi tu, con questa divisa, fai veramente ridere, ma non ti sembra un po' presto per carnevale? E perché sapeva la mia, che buono. E quindi sono appena Viene ora il carnevale, però per come sei impaiato, per viene fa ridere. Ragiona la signorina. Ci mancava solo l'uccello. Sono passata dalla padella alla brace. Io sono specializzata in uccelli. Buota! Mio padre ha un'uccelleria a Milano. Allora, signorina, dato che lei ne capisce la scelta, noi qua a Palermo, per dire racquizzare, diciamo guagliamo. Quindi là perché diciamo guagliamo, presente tanto guagliamo, lei a cucina, signorina, che già mi sta venendo un nipote. Lo sapevo che non dovevo venire in casa di perfetti estranei. Voi siete i classici parenti serpenti. Che in me viene me, che chi se ci fatto buono, che la faccio girare come una sciumola. E poi un veleno non sai il petto, tu fai sempre tutto il paro, capisci? Adesso vado a chiamare subito tuo fratello. Ma vieni, dici, ma che propricato, che fate propricato, insisti con tutto. Può essere che hanno tutti questi miracoli che stanno succedendo in sei nati a sciopero sopra. Ma dove mi hai portato? Dove mi hai portato? A me suono, moneta... Scusami cara, da mia sorella, me la palermitana, scusami. Che tu? E chi sono te? Caro cognato, ma perché cent'anni non si chiede? Ma non poteva venire per fare il sardietto, oh. E pure un carabiniere va a dormire. Dice, E tu, cara sorella, perché 20 anni invecchiavi, oh. Ma tutto questo cambiamento, come aspettavano a tutto questo tempo, oh. Carmelo, devi capisci un M, fra. un mio carabiniere, ma fino a cacciare. No, no. Insomma, secondo me guarda per dire che scecchi per l'ampione. Come, scusi? L'ha fatto spiegare lì. Cara, scecco per lampione è un detto palermitano, vuol dire che abbiamo scambiato una cosa per un'altra. Ma certo che voi terroni siete veramente strani. Non strassi, Ma effettivamente Taranno è buono, non mi pare né mio cognato, ma né mio suo. Ma naturalmente ci arrivò. Oh, ma tu sei cocorito!
ci fai che ancora vivo? Sì, oh, che ancora vivo? Ma quello cocori te cocori. Chi sei per da me? O me canarino che non tuo papà. Oh, ma come faccio a poter dire? Ma un carabiniere chi sa? Ma cosa dice? Ma è possibile che il canarino diventi un pappagallo? Ma oh, non me l'hanno mangiando polenta, non paremo mangiando stasera. Ora cortesemente se vi accoccolate fuori, grazie. Non capisco cosa dobbiamo fare. Spiegacelo tu. Cara, ce ne dobbiamo andare. Questa non è casa di mia sorella. Finalmente ci arrivo. Ma intanto lei qua mi ha detto. Andiamo. Boh. Arrivederci. A Monica la suocera che ci fa sapere un bello gretto grande di sa picca di stasera. Ah, ma ci viene un cuore, sola ci viene un cuore, sai. Prima voglio l'approvazione di mia figlia, a se no io mi vengo a cuccarrere in tuo mienzo, va bene? Sì, e dove non hai più, va bene. Non mi va più chiarito internamente. Casite. E volete menzionare la mai stazione, ci siamo sbagliati, insomma, un po' qua, pazienza, ma ora siamo arrivati. Caro cognato, intanto mi devi spiegare una cosa. Ma sta casa è qua? Come di qua? Sta dicendo Ma cosa ci che ma è dicete queste domande, certo che hanno noi. Per favore fatevi capire se non vado via. Non ti scordare che è tutta soffice secata. Signorina, mi deve scusare, no, a noi altri se ogni tanto, diciamo, parlassimo in siciliano perché ci dovremmo abituare alla sua presenza. Questo parla preciso a quello che c'era prima. C'era prima, c'era dopo, questo inghippo non è un gioco, a farmi addosso, manca poco, lo ammetto, scappa il gabinetto! Insomma, noi cosa dobbiamo fare? Io ho bisogno di una doccia tonificante. Vieni, accompagnare nel cancello. Tonino, sei sicuro, è giusto? Mi sta facendo arrabbiare, ma perché se mi dice così? Che sto caso non sicuro? Ma non puoi... I sema lo delinquente non sono, i sema, lo delinquente non caratteriamo nella roba. Lo sema, i sema. Oh, i carabinieri pure la finestra casino, non conosciamo. Mi voglio risare perché ne dice poco fuori gabinetto! Ma chi è? Guarda, ciao. E chi? I sema lo che te? Appo. E chi è? Guardate le case. E guarda chi sbaglia questo guarda. Chi sbaglia su quell'indirizzo, guarda sbaglia. Mi scusate, signor carabiniere, mi posso parlare le mani che già mi stancate? Ah, Monica, la siamo. Mi scusasse, signor... La pinna. Lo grande, piacere. A me ha tutto non mi piace, mi favorisca i documenti cortesemente. Documenti? Sì. So grande, Io la documento pinna lo giorogno. Ecco, documento. Quindi vi chiamate Edgar Olononi. Ma chi siete? Inglese peccato? No, siamo palermitani che adesso non Ah, funziona. vabbè, sbaglia, noi sì, vabbè. Come? E poi mi deve fare la cortesia. Mi deve fare la cortesia. Se lei abbassa questa pistola, potessimo parlare tranquillamente. Io abbasso, ma onestamente volete sapere di che cosa possiamo fare? Di che cosa? Ci dico io. Com'è che lei si è inciufolato nella mia abitazione? Ma dallo buono a me, no? Io mi inciufolavo nella sua abitazione. Io mi sono inciufolato nella mia abitazione. Chi sono? Tonino, che combinassi? E tu te lascia venire, senta signor Lapinna, mi disse che io ho un regolare contratto firmato dal vecchio proprietario, il signor Rocche. Senta, signor Logrande, anch'io ho un regolare contratto d'acquisto firmato dal signor Crocchie. Popeda, zitto, tu non momenti di parlare per ora. Cocorito, zittati con i momenti di parlare per ora. Io mi sono stancata di sentire questi due terron laterale. Belle vacanze che mi stai facendo fare. Adesso vado a fare la doccia, tanto la toilette è l'altro lato. Non va. Aspettami cara, che ti apro il rubinetto e ti stico le spalle, aspetta. Spazio. Mi voglio cadere di sopra! Ma sciottere è magia
te posso dire, va, che c'è una cristiana, manco può stare tranquilla, assettata al gabinetto a grattare sillo, che c'è tutto su una casa e questi rifiuti che stanno ancora addosso. No, cosa ne fuori, va? Ma poi di cui io chi sono segnato hanno aiuto, com'è che sono andate qua? Com'è? Colomba? C'è qualche cosa con quadra, no? Che meno? Ma chi è sto pazzo spazza? Cususi cristiani, mettessi tu, spiegami. Ma tu spiegassi quella che si è caputo qualche cosa. Onestamente, non ne caputo niente. Il signor Logrande qua davanti inserisce che chi sia a sua casa. A sua casa? Vedete che chi sia a me casa? Ma come si permette che sia a me casa? Ma mira chi sta? Ma perché non denunci? A quel denunciare, zitto, poi vedremo come va, poi vedremo solo il denunciare. Aspetta, fammi vedere che è successo con Elisa Pavone, non mi sta capendo niente. Si può No, Angela, abbiamo un contratto Ma ci scritto. è tocca la vera. E allora denuncia, non ne parliamo più. Melina ma l'ha visto mai un ladro che denuncia un carabiniere? Questi se si denunziano, chissà che non gli vanno bene per fuori. Sentite qua, facciamo come ve ne io, la sogna è più grande di tutte e posso parlare, non posso permettere, va bene? Visto che ho auge, non ve ne volete, giusto? No, non ci manca altri. Noi non ne volevamo dire. Non è che... E allora fino a quando non si risolve il suo problema, sta a casa, vuol dire che andrà a spartire. Io, per conto mio, di rugna la mia stanza, è bella grande, c'è un bel giulietto che ci potete capire tutte e tre. Capisci tu? Gira per le botte e scoppagno. È il sognone che fosse. Un orsoletto, giustamente. Ma è a più grande, a decidere da Skype. Scusate, ma io a mia frate cazzetta un di Forza, miei. Ah, ne scogliamo che la signora l'ospite. Giustamente io mi accattavo questa casa con mentore solo invece a finire a cooperativa, non lo so. Ma va bene come sa i suoi per i suoi, va bene. Ma bene, però, signora, mi scusi, ma nella nostra stanza c'è un balcone che sa sento cavolo e poggio pigliare aria, tipo... Che bella dire, c'è un bel balcone grande, tutta l'aria che vuole si può pigliare. Solo che ha un difetto, è troppo incucchiato con chi la signora là. Io se un balcone incocchiato mi sopporto, vabbè, lasciamo stare, andiamo a tagliare, va. Scusate, il lenzuola ci sono un letto che cosa mettere mia? Già un letto è pronto. Metti a così. Ma mi dici una cosa, signor Logrande, lei che stava io fuoco, io ancora non l'ho caputo buono. Niente, ho le mani dappertutto, diciamo banche, polza, gioiellerie, appartamenti, insomma, palazzi, insomma, dove troppo mincio. Sta capendo, no? Va. Tu hai un registro da aveva maritare. No, Igio, casa per fare solo un carabiniere. Da lei non mi va più a pieggiare in va. Io voglio che fismo. Gatta, ma posso dire che gatta. Otta che sarà la faccia tua. È finito 5 è finito 5 Io voglio pure da Rinza, ci va dico, hanno lasciato in Natalia, che hai così la sua stanza e ci spostò il fuggorino grande dopo. Non fa pure anno successo, una casuzza va a cattare, oh, e che... Avanti, maresciallo! Comodo, appuntato, comodo. Comodo, per dire comodo, che ti sta guardando non domani, appuntato là. Appuntato là lì! A poco. Io già sento un'aria troppo familiare, ma quanto mi piacessi stare con lei! Se dopo sono picca, c'ha mangiato solo tu. Lascia, se mi devi trovare, scappavo dal travaglio, senza che il colonnello ne sapesse niente. Io sono troppo affezionato a lei. Un sacco quando sei affezionato, Ma sai. una cosa, lei è ancora in fede, ma perché tutte queste fede? Ancora non ha venuto le cagliate? Caro mio, sono giunti problemi inaspettati. Ma lascia, problemi di salute? No, che c'entra? Problemi aderenti a questa casa. Ah, vabbè, aderente, e lei perché si fa allargare? Qual è un problema? Grazie a lei, perché sono cause che me ne fa la lei? Ma lascialo! Lei mi dice a sua aderente, quindi voglio dire c'è il rossetto. Ti fa allargare e sta bene.
Per favore, mi sta facendo confondere, però solo tu siamo con te, Aloneco. Aderenti per dire aderire, tu aderisci e basta. A posto siamo, non siamo tutti noi. In caserma tutto a posto, colonnello, che dici? Ah, Gaddi, mi sta facendo nascere pazzo, lascia con c'è lei e io ne esco pazzo con questo colonnello. Poteva mangiare un lato che sapessi pantera rosa nera, che fa rapire e futti l'appartamento. Quando rientro io a chi sto più tempo io alla penna nulla gli sfugge. Anna certo. Di quale c'è il sabato? Capobiglia, io che ci volò. Ma che me volò? Perché a sasizza fisce un miracolo, caro Nico. Ah, ma che ne ridi? Pensando lo scorso rantura, sta pantera rosa nero, potesse essere un rapointolato, e qua non lo sapevi, sì, qua non lo sapevi. Siete fessacchiotti e noi sta casiera. Carabiniere intelligente come mia, piccaci ne carabiniere. Io potessi fare chi dirà la fiction, gli rizzi. Rizzi, patente e ganci, stemma assai e niente manci. Ha buttato la mano! Vado. Facciamo per lasciare. Ah, meno male che arrivassi non è mia. Bravo, Allora devo già risarsi, ma giusto. ma che come rissa, perché a lei che ci hanno rubato, scusa. I signori, se così si possono definire chi che stanno calicca, ci fottirono per 2 soldi, dico 2 soldi, la casa a mio fratello che da qualche giorno è morto. Questo mi dispiace, quindi lei è pure crocchè. Sei panere rascatore. Io mi chiamo Rocche. Chiaro? Ha buttato avanti! Controlli i documenti del signor Crocchè in quanto potrebbe non essere il fratello del signor Crocchè. Subito. Allora, prego, accorsi, subito. Patente del libretto, documento, patente del libretto, poi assicurazione. Ma lascia, assicurazione scaduta. Vai la multa, ha buttato lì! Come ti volta? Allora, c'ho patente del petto, ma poi si boa qua, vedete me. Io mi chiamo Rocche e per favore chiamatevi i padroni di casa che me la tieni piccia, che me ne chiede. Ma tu dica, ce l'ha qua davanti la pina. Che fa? Ora la vita io tua. Senza prendere in giro nessuno, se no la ricerca in arresto. E dopo che la dice lui, la ricerco pure io, va bene? Ora pure per tu la fatto. Quello che ha fatto l'affare con suo fratello sono io e non sono. Lei? E meno male che è carabiniere. Ho sbagliato a parere carabiniere c'è lei. Oggi siamo carabinieri. Ok, non stava scritta. Non stava scritta. Suo fratello era nella piena coscienza cosciente quando mi ha venduto casa codesta o codesta casa. Io sono il professore. Ma chi sta dicendo? Ma lasciate, ma come parla? Ma lei parla troppo gebbale da un po' di tempo. La attribuiamo a tu. Tutte e due, dico tutte e due, ma visto va affrontare. Avete approfittato un cristiano ormai demente per fottire questa casa, vergogna! Senta, signor Crocchè, non lo so come si chiama lei. Per il segreto a questa storia non c'entro niente. Allora lei non è lo grande. Io lo dico! La pazzoletta, la pina, lo grande, lo dico, si c'è pure la crocchia. Non è che avanti che spirito la voglio dire da chiave che era un baito. Ma chi sono un sponta? Chi sto messo c'è la casa, lo grande grande. Ah! Lato bello spicco! Casa profetto mio frate e si fotte a casa. Complimenti, bravo! Oh, ma adesso come parla? Oh, io la casa l'ho acquistata con duro sudore del lavoro. Venisse che non è facile a chiamare un pezzo piano la finestra. Ma vedi che c'è? Scusate, ma lei che fa ueggiare? Come Io sta di mano un paio sarò negli, pure un nevi, Chi? Un attimo, per capire, dico, ma in questa casa quanto siete? Per ora sono un uomo, se sto produciamo il mio cagno. A posto, vabbè, insomma, e un resto di picciole quando mirate, Oh, mira, abbiamo regalato. Oh, prima ci faccio ambientare. Poi se mi piaccio buono, oggi di 10 anni, ciao pago. Io pure, se mi ciaccio ci sai, se mi ciaccio ma viene per accattonare. Questo vedete? È bravo, ma come si fa a dire? Come si fa a dire? E perché la casa,
capire prima la bella pagata, ma stiamo scherzando, io voglio subito Piccio, volete capire? Perché se no non capisco per niente e fatemi che... Vai da fare un culi da fare! Colonnello, che piacere a casa mia, colonnello, com'è? Non so se per te sarà un piacere. Che è successo? Appunto Tobi! Come ti volevo? Pure tu qui! Complimenti, complimenti! Allora, signora Caterina, mi dica chi, secondo lei, di questi signori ha rubato nel suo appartamento? Iddo, la pinna come a rubare ciminare lungo a te dici. So su Angela, o sapeva non erano così picciole. Suonava forte e lo spiaccino vitti che era Iddo. Rapivo e mi spruzzò spendava già mi già conoscere. Dico, lei certo non crederà certo a queste cose che sta dicendo questa signora, ne fare una barzelletta, colonnello, è giusto. Io mi attengo ai fatti. Maresciallo La Pinna, dove era un'ora fa? Come era una fa? A me casa con appuntato l'amico. Proprio l'ha puntato l'amico, che nelle ore di servizio, invece di andare a lavorare, va a trovare i colleghi in ferie. Mio colonnello, chi sei che tu che dici maresciallo? Io sono qui da 5 minuti esatti. Giusto il tempo perché ho sentito gridare una signora dal balcone e mi sono catapultato per venire qua. O sai che sia un fango, Tony? Allora che cosa aspetta chissà se si mangiano un'insieme picciole? Maresciallo La Pinna, ora io ti porto in caserma dove faremo indagini più accurate e dovrei rispondere di furto in appartamento con spray, falsa testimonianza e oltraggio a pubblico ufficiale a cui presenta appuntato l'onico. Perché ci dici che è un fan? È un fango e carabinieri via. Appunto l'onico, va in casa. Subito, favorisca con noi. Troppo. In casa, subito. Ma in questa situazione a me piccolo come tu hai? Signora, a tempo debito sarà risarcito. Andiamo, forza! A parlare Forza, subito per essere maresciallo, per fuori! sapere. Fuori, maresciallo! Fuori! Ho guarito per pietre nella vita. Vieni cantesi tutti cose. Stavolta combinassi rossa. Manca arrivavo e già ti sta a fottere i piccioli all'appartamento lato. Marina, non me lo potevo lasciare fuggire questa occasione. Un travaglio pulito per di 5 minuti, 10.000 euro, ma come fai? Zitto, ti cocorito. No, stavolta cocorito, dici giusto. Perché se fra 10 minuti tornano i carabinieri, si scoprono tutti i morti. Come potremmo fare? Cale, facciamo una cosa. Io ora questa signora, ci rugni a parlare. E tu, nel frattempo ci va a mettere i piccioli, non li picchiassi. No, per forza. Sì. Per forza. Ormai, un mondo va via, Melina. Un ladro, che sta nella stessa casa con i carabinieri. Il carabiniere che viene arrestato dai stessi carabinieri per un furto che ha fatto il ladro. Il ladro che va a restituire la refurtiva alla rubata. Ma come si fa? Se ci fosse mio padre vivo, mi dassero tempolati. Che ne pensa, Cocorito? Lascia, nave briscola. Urui mazzo. Vabbè, allora ce la metto io. Che ci metto? Metti a giocare che ci penso io. Sicuro? Sicurissimo. Ma puntatelo lì! Ah sì. Guarda, dai. Mettici una giocata con la pigliera. Sei sicuro, giusto? A podda, sicurissimo. Andavo giù ci metto io. E chi si mamma che 43 punti e non perdono sole. Ma lascialo, ma lei sa fino a giocare la briscola. Tu mi dici a me se mi ha fatto giocare a B. Perché io fumo campione regionale per le ferie con il Bruscolan 4, chi te sa? Perché non avete vinto manco una? Oh, appunta! Come? Ma chi cancia che sei? Salve, giuro che me ne scialli in questo schiaccione. Ma lascia! Ma chi so? Ma lei meno male che è campione di briscola regionale. Ma se tu sei in grado di farci capire che io l'asse un giro di briscola! Un tafino a giocare, non è? Un tafino, perché ci sta bene. Me la devi spiegare meglio, se non è a chiasse. Ma
intanto buona mano, visto che cominciamo noi, un gabinetto è di nostra proprietà. Se vuoi la pinna, ci avete a dire, dovete pagare 3 euro per liquido e 5 euro per solido. Se io il solito fa troppo feito, avete a pagare 7 euro di sovrattassa. Che chiama a casa, come gabinetto, picchierà a fare la pipì e pure qua. Ah, bello. E chi io, che i 7 euro dove è? Che chi ne ha picchiato, tu sei infettante o dolorante? Buono per finire, a posto, mi sta prendendo una bella vera. Sex bomb, you're a sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Give me sex bomb, you're my sex bomb. And baby, you can turn me on. Baby, you can turn me on. You know what you're doing to me, don't you? I know you do. Now don't get me wrong, ain't gonna do. Ma chi c'è free? Lo dico per chi ti andai fuori, chi c'è free? Ma vuoi essere tomate, chi c'è free? Io non avevo riconosciuto queste capite. Queste cose ci vai su un pensierino maresciallo. Un pensierino? Ma che diventa questo pedofilo a diventare? Cainè, stai accompagnando a me macio a fare un provino né uomini e donne? A proposito, per cantura iamo al gabinetto e sono ghiere vostri 17 euro. Figlioli, che chissà che si persi, sa? Se signore, cose 7 euro per mia figlia e 10 euro per mia, perché dice che faccio un ciavolo troppo particolare. Comunque, dire che questi piccoli devono nascere tu, perché la mia pensione già non è finita. Sì, a grattare se finito. Molla? Ah, sento poco. La murressice. Avanzi c'è uno caspiccione. Oh, non era meglio quando faceva rissa, non era meglio quando faceva rissa. Vieni, e tu che ce ne sei a Colombo? Ma perché ti facevano essere, Casciura gli avessi buttato a mio figlio o provino di uomini e donne. Ma che dici, mamma? Se mia marita risalì, siamo oggi come avessimo campato. Vieni, ragione, non ci aveva pensato, no? Comunque, ora spicciamone. Perché Maria mi sta aspettando, ma noi spicciamone. Sex bomb, you're a sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Give me sex bomb, you're my sex bomb. And baby, you can turn me on. Baby, you can turn me on. You know what you're doing to me, don't you? Ma che bello, peggio Cristo che è bello, ancora la sì. Appuntatori! Ah, sì. Oh, ti sto messo un dire, è per amore, essere vivo. Facciamo una cosa. Pugnati, io una notte mi faccio una bella doccia. A gratis. Ciao. Andiamo. A posto. Appuntatori! Adesso aspettare ma c'è da aspettare. In piedi appuntatori! Accosta sul tavolo. Ma questo è lo tavolo? Vollo prendere il biglietto? Ma che vabbè, per favore, Ciao! ma come ti pigliano nei carabinieri? Forse per l'IT state pigliando. Ma lei mi fa confondere a questo. E tu? Aiuta, Aiuta. tutte cartine da appuntare, tutte che o l'hanno lavoro, la pinna si fece Sky. Sì. Non preoccupare, compagnia mia, ci faccio vedere a tutti i kiss, la pinna è cambiato e questo me ne accorgerò. Bussalo, maresciallo! Appuntato Vai lì! a te! Vai là! Ecco, vai là! Sono profondamente commossa Eccolo di lì. vederla a casa. Fare sta galera con mio sbaglio, mi pareva giusto. Ma per io, come convinti che i piccoli erano ancora in giocascione? La signorina per colpa sua, io mi accingevo a tradire il mio caro maresciallo. Tu a fare una cortesia a padre, perché Giuda in confronto a te era un angelo, è vero? Ma a proposito di tradimenti, c'è un buciare nel palazzo per chissà chi venne fuori. Sì. Lei lo sa, io mi faccio sempre fatti Oh, a me orisci. ma non chi la pettanare, la signorina è troppo desinibita. Marescia, ma che parli, esso? No, per me te poi. Ma che capiva, la signorina è troppo disinibita, voleva fissare. A riesce. E che cosa la resta?
Che cosa ha fatto quella santa disinibita. donna? Questa santa donna che cosa ha fatto? È disinibita. Disinibita, ma tu sai la parola disinibita che significa? Guarda, siete torrone, non capite niente. Chi è il suo problema? Ora non lo so, uno per quanto una ragazza così semplice, ne esce, laggiù, si incalza a rete e sottano, già che cosa si pensa? Già di niente coin, ma finiamola, ma erudisciti. Aperto. Hai la mentalità chiusa, appuntatonico. Aperti dobbiamo essere. Bambina, si ti seccava, un'esperienza di donna vissuta, che ci avete sottana, sono sinonimo del di consuma casate. Non ci scuita, arrivederci. Le parole a posto. Lasciamo. Le parole a posto. Lasciamo un po'. No, non ne serve, che va per camera, Mi fa confondere. Ma so su Angela, non è che ci stanno problemi con sottana e quasi tisita. Io veramente uno più scemo di te non l'ho trovato più, cioè uscì a cattiva per cervello manco dove. E tu oggi la costottare qua se ti sì, ma chi c'entra adesso oggi la peruca? Cose le fuori, va. No, dai tu sei vicino a scegliere che l'immissione. Immissioni sai? Non ne sai. No, non c'è chi l'immissione, non ci posso dire. A me, appuntatore! Comandi! Dimmi tutto quello che stai facendo, io sono superiore di te, di grado e mi ha detto tutto quello che stai facendo. Non me ne fotte niente lo non mi interessa niente, chi sta facendo? Posso parlare? Lascia parlare, non posso parlare. No, ma ti resta sequestrare una location all'appuntamento. Io ci sto yendo, ma in casa c'è che cos'è sta location? Perché sei ignorante? Tu hai studiato l'inglese, l'inglese lo sai? Yes, solo questo sai. Yes. Allora tu spiego io che sono inglese. Location. La stessa parola lo dici, location in italiano significa luogo, capito? Ma non occhi per tagliare, no? Occhi come scimonè. Quindi tu stai andando a sequestrare una location di scimonè, lo capisci? Oh! Lascia, lei è troppo intelligente. A mio dici. Allevano a fare colonnello, non andare a specie colonnello. Non ti preoccupare che ho fatto un po' se ci ho fatto. Vabbè, io me ne ho fatto vedere a essere lui, ma non sai, vai. la location. Avanti! Andiamo fuori, vai. Arrivederci. E poi fanno i bazzelletti su dei carabinieri. Quindi fanno i riunioni, si scimonite e noi interveniamo. E quando nella sera ci rifugiamo e davanti a una bistecca la canzone intoniamo. Viva viva il Boy Scout! Ma nemmeno cosa, come sei visto da fare un controllo di lama a tapà. Papà, ma chi mi disse? Diventiamo una Girl Scout. Mi retto il grado di lupa, lupetta, lupacchia. Vuoi sapere un mio capo? Poi ho toccato. Un mio capo è Totò Pelle Rossa. Toro seduto con cavallo a gritta. E o mio è John Wayne con cavallo a sottano. A te ti consumo tu scemonito, dai veritti se ne c'ha l'hai. Se lo grande casello cammino dire, e si stanno allegando troppo. Ma non sanno che se ne anneghiere, se ne anneghiere è bello prima e tutto quanto so. No, papà, non è come dici tu. Oramai voglio vivere come una vera Boy Scout. Perché io ce l'ho smartphone, tablet e PC a Pierino? No. Non sei l'ultima. Ha diventato pure vegetariana. Caine in questa casa non se ne mangia più, papà. Anzi, ora va di cacaine e cacciare in tuo frigorifero. Ciao. Ma che te fecero l'eutanasia? Te fecero, Natale? A cani mi sembra che cazzo, sa pure non mi caranosa perché ti ammazzo, sai? C'è niente di male, io questi picciotti della mano non ne capisco. Un tenno so carne e un tenno so pesce. Boh. Ma non ci fare caso, oramai i picciotti solubili. Sono tanto solubile che ci dobbiamo fare pure un caffè. Volubile si dice ignorante. Ma ci via, chi sbaglia una lettera, si trova... Io diventerò qualcuno! Non studierò, non leggerò e a tutti voi dirò di no. Ecco perché! Diventerò qualcuno! Se vuoi parlare un po' con me, ti devi andare al mio MySpace. Ma dimmi una cosa.
Stanotte carisse, volete sbatti sul sciomolone? Perché, papà, chi bere qualche cosa sano? No, quale cosa vuoi dire? Ieri era tutto Boy Scout, tutto perfetto. Ora ho visto tutti i neri, i capelli che fare cocorito e chi tu che canto non l'hai caputo. Papà, stanotte apre l'illuminazione. Voglio essere con natura come te. Oh, Melino, Veniso, picciretto sta cominciando a capire come si sta nel mondo. Mia, ho visto che mi visto passare era stato per siete imbriachi tutti voi. No, ma fa per ragione. Fatto conto che stanotte ci fottevo a Natalia o smartphone o tablet e pure poi mi farò chiamare Nano Kid. Oh, venisse, Melina, un picciretto sta crescendo. C'è niente di male. Mamma mia, tutte queste riscosse perse. Mi fanno vedere di busto, mi fanno vedere. Lasciala lì a tomate, me ne compri a banca che ti spiego una cosa. Amoni, va, bello sveglio però a essere, eh? Amoni, pure classe, Ma come si fa? In questa casa non c'è ma un'antica verdura. Io sto morendo da fame. Che poi a questo punto va a mangiare l'amica mia. Per me padre esiste solo carne. Questo perché ancora chi non l'ha caputo il vero senso dell'essere. Veramente non l'ho caputo manco io. Conte, che è successo? Conte, che è successo? Ma com'è capito di Carabinieri? Mi ha chiamato qualcuno del palazzo. Troppo via vai di uomini c'era. Ma tu com'è che sei riuscito a scappare? Ora a me picchiano, a me hai solo capito, a me picchiano! Troppi appuntamenti hai preso. Prima o poi dovevo capire. Meno male che guardo sempre dalla finestra prima di iniziare a lavorare. Infatti, appena ho visto la macchina dei carabinieri, sono salita al piano di sopra. Appena loro sono entrati, io sono scappata. Ma dimmi una cosa, ma Cottia? Cuccia? L'ingegnere Trasennisci, così si faceva chiamare. Giusto, casa è mia! Vedete che io ho potuto un scatascia tutte cose, io sogno rovinato. Essere, da spicciare, gioia mia, usa le tue tarti di seduzione, chi ne ha mandato l'edificio, capisci? Io, gioia mia, già sono torto spesa, picchiavo l'investigatore privato per vedere a chi mio fratello ce veniva a casa. Ti pagava a pioveggiare almeno per tu sceglioni sofrate e tu non sapevi niente. Ma io ogni piccio, gioia mia. Usa le tue armi di seduzione veloci, io mi neghire. Perché se no io ci appizzo, ho scelto con tutte le robe, o capisci? Casi al tuo cagato tanto! Io la battaglia al sogno! Ai, ti stai pigliando per... Brava! Ma che tu sono tornati giù, un carabiniere nella casa! Siamo una boccarone! Se non avere paura, non ti preoccupare perché chiedo, io ho più scemonito di carabinieri. E Pantera Rosa che ti ho dato, e ho più falluto di latte, non ti devi preoccupare. Tu basta che ti fai dare un bello assegno di 100.000 euro, pure constatato, capo ma spero più io. Gioia mia, spero da muovere, tu lo sai fare il mestiere, gioia mia, perché me ne devo andare, capisci? Non mi devi cercare, ti cerco io. E soprattutto, Don mia, un micanuccio, ok? Veloce, spicciati! Io non guardo manco se m'ammazzano! Che cantarua, faccio da tremare a modo! Amore, qui sei, ti cercato per Monti, dov'è? Amore, ma non dire che tu dici di me? Ma chi io? Ce ne fossero di donne fedeli come te.
È che in una città che non conosci ti potresti perdere, per questo ero preoccupato. Effettivamente mi sono trovata in difficoltà Ma in che mi stai dicendo? uscita con due uomini che mi seguivano. E perché ma non mi chiamavi che venivo subito in tuo aiuto? Ma perché io so sempre come fare in certe situazioni. Amore, tu hai 1000 risorse ed è per questo che ti voglio sposare. Ho trovato su internet una chiesa bellissima. Se ti piace, stasera ve l'andiamo a prenotare. Vieni con me, che te la faccio vedere, vieni. Davanti chi sto vedendo dice ma come me ne rimane sopra il porta? Micco, lucento e ricagno, non vai come, Micco! A me lo sa sempre per miracolo, La signorina diventò erbivora. Può mangiare solo tronzino o può mangiare. Se lo grande farà per consumarsi non ci dice un lavaggio, non ci deve via, non ci fece. Se ne hanno a dire a tutti i costi. Colonnello, di nuovo qua. Non mi dicesse che la signora Caterina ci ha rubato dei pesci. No, non ci ha rubato niente. Io venni qua per sapere quando è che rientra a travagliare. Gli fai tutto l'anno di pigliarsi, vuoi dire? Non mi dicesse niente, colonnello. Se voi non vuoi che ci confusione, nessuno ne esce, non posso venire a travagliare. Sì, ma noi siamo a corto di personale. E tra l'altro per ora siamo su un caso che scotta. Non mi dicesse niente che pure la mia parera mi brucia. Ma perché che hai morroidi? Ma che la visti i morroidi? Ci metteste la pomata e passasse. Se tutto va come dico io, la mia vita cambierà tridimensionalmente. E quindi per tagliarti, no, mettere l'occhiale giardino, fammi capire. L'occhiale giardino, vuol dire come io non capisco quando parla lei. Lei non si fa capire, non è che è come me che mi spiego così a un librapetto. Che vuole dire? Quindi senza occhiale non mi vedi. Senti, per curiosità, dimmi una cosa. Ma questa casa, il proprietario come si chiama? Il proprietario si chiamava Crocchè, ma morì. Ora io ho a che fare con suo fratello, Crocchè lui. Ma... Sicuro Crocchè si chiama? Lo sape che io sbaglio mai, colonnello, è giusto? Crocchè. A me originte che conoscesse. Vabbè, fa una cosa, fatti passare di pensionalità e ti ne bello preso un caselma. Ti saluto. Arrivederci, colonnello. Uto, può essere per la Ti sento. Che bella illuminata che passiamo! Madre mia! Ma quanto cristiani che c'erano! Che fu bello! Mi sento tutta emozionata! Hai ancora il rizzicagna! Fu bello che me! Chi fu bello che me quanto io l'amo! Ma ditemi una cosa, ma che facete con questa pare dei sapiglia tante mano? Che cosa... Si sapessi che tu che ti successe? Un caccino! Un venire che si pigliare a tomate il tuo programma, o morire. Ancora no, ma speranza c'è però. Perché prima di arrivare al provino più importante, sanno passate tante prove e una richiesta fu chiedere i pignati e i parietti. No, ho capito. Io sento fatto un abbrucio, ma che succede? Ma quale fatto un abbrucio che me? Anzi, come fortunatissimi! Da immaginare che a Darin c'erano 1000 cristiani e indi sono il tesoro solo 999 batterie in cucina e noi già vinciamo! Ma come va? Ma come va? Come va? Dissi lui il 29 maggio. La prossima settimana arriva a batteria che dà tutta bella completa. Vuoi se non solo marito rapida ricchi? 1200 euro! Cambialaro! Poi ci pensi tu a fare. Ma sì, cosa ci mancasse fare? E chi sta superando? Ora va a passare la prova di matarazza. E se siamo fortunati come è segnata, finalmente voglio un Maria Si contento il suo bello regalo che ti fece, marito? Paro sediato. Hai vinto sta contenta, la felicità che hai vinto, veramente troppo sta contenta. Ora aspetto sulle matarazze e sogni a poco. Turissimo non si arrabbiava. Dire cavate, tale, chiste, faranno la nostra felicità, chi da tua e chi da mia, tale quanto ce n'è, tale. Ora mi va gratto tutta una a uno, mi va gratto.
mia e a me mangi. Ma come avesse fatto? Dai, come avesse fatto? Come avesse fatto? Che poi, io perché ti ci metto ogni solo uomo a San Valentino? Perché? Un ringrazio, quando ci passa te, si vende sempre con te e con tua madre. Sanno mio che bello San Valentino. Io che tu ogni giorno mio marito mi ami sempre di più, come io ogni giorno voglio bene sempre a che stai a me mace. E ora per me se è vero che sta per donna attacca. Un bel parole mi hanno rappresentato a tutti, la madre e figlio, un bel parole che mi devi davanti a tutti, non ne posso più questa vita, non ne posso più, sogno stanco, stanco. Carmelo! Amore mio! Carmelo! Amore mio! Nei guai siamo! Che è successo sciato dalla mia bocca? I guai ti risolvo io. Donato mi vuoi sposare subito! Che mi stai dicendo? Io ci la sparo subito su! Unghie di pieno, a me nessuno ti porterà via da me, nessuno unghie di pieno. Amore, io comincio a capire meglio il dialetto, ma un pieno non si può sentire! Io sogno così, ammaiante sogno, ammaiante. Il sole italiano manco sapere un vista in casa. Piuttosto, e come ti è finita col prestito? Il mutuo te lo hanno accettato? Sì, tutte cose per dire. Lo moto, sui, tu, chiacco, tutte cose. Dacci su 100.000 euro. Ci diamo a crocchiere e sta casa diventerà nostra. De voi sono mia moglie e mia suocera e stiamo tutti solo in questa casa, amore mio. Sì. Ma tu non sei un uomo, sei molto di più. Sì, di più sono, un superuomo. Superman sono. Oppure King Kong. Tu da 15 anni non capisci e mia moglie da 25 anni no. Sogno stanco di questa vita piatta, amore mio. Se voglio cancellare di ogni sera una magliera nelle discoteche a ballare, tutto io voglio tornare a essere giovane come prima, sì. A tutti, ogni sera, sai? Amore, però non dimenticare che io lavoro. Proprio so che ce la fare, io ancora una cosa tua. E faccio la rappresentante. Aiuto mio padre da Milano. Quindi fai la rappresentante della CL, giusto? Amore mio, tu non travagliare più da questo momento in poi. No, perché per stipendio c'è basta per me, per te e per la vicenda, va bene? Vai, tu non travagliare più, ok? Va bene, però adesso basta parlare. Basta. Dobbiamo No. brindare e ballare Sì, per amore. il nostro amore. Sì, balliamo tutto. Oh! Amore mio, quando mi tocchi mi fa vedere i guaranati o caldani in italiano. Adesso basta, scendiamo, andiamo a chiamare Enzo e brindiamo. Ma qua è su Enzo, scusa. Il signor che? Ma perché lo conosci tu? Ho preso informazioni. Questa casa diventerà il nostro nido d'amore. Amore, chi stiamo parlando da scelta, un nido ci sta, andiamo a ballare. Andiamo a bere. Ma vedi sto bianco in noi? Come si sta facendo un finocchiare di sta colombrina? Ne vuole leccare a tutte fuori, ne vuole leccare. Miserabile che è. Ora ci penso io che ti io, ma io mia figlia e ci racconto tutte cose e ci racconto. Una via tu e tu io con ci voglio fare maritare, ci vuole cose inutili, una via tu. Vuol dire, dopo una vita che siamo insieme, vuol dire come mi sta chattando, se. Ora tu con su io capisco. Oh, allora, tu capisci tutte cose, sei bello sveglio. Papà, se mo spiegare a me anche. Ma come fai? Devi essere sveglio come a me tu. Allora, concentrati. Si concentrare. Se mi concentro che sai riesci. Stai concentrato. Allora, avresti la banca, avresti l'insegna. Sopra l'insegna della banca c'è su l'aleatore. Ora arriviamo con la macchina, io mi occupo di oscurare tutte le telecamere. Scippiamo la carta dell'aleatore. E c'è un cunicolo che ti porta direttamente sotto la cassaforte. Tu scendi il suo cunicolo
da la cassaforte io ho codice ho scoprito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Da aspettiamo che tutto il che c'è. Gioielle, picciole, assegni, cambiare, no, i cambiare da salire. BBT, DDT, CCT, BT, BOT. Ma che è questo fai? Mi concentrava assai. Ma tu che fino, figlio? Ma sei scemonito. Papà, ma io mi scanto. Soffro di claustrofobia al suo unico. Ma che claustrofobia? Io mi scanto facevo mangiare. Mangiare, ma allora sei vero catino. Tu spiegavi che alla giorno provavi io e arrivato al 10° momento ho visto la mia ragazza bocciata. Invece tu che sei minchiellino. Ma mi scanto, ma facevo mangiare, ma mi scanto. Ma non è caga, ti ammazzo personale. Siamo al lago Giura. Tesoro, mi cercavi, sono qua. La scietta la dificava, io sempre a te la cerco. Sei l'unica valvola di sfogo che hai. E tu sei il mio più grande amore. Ma che mi stai dicendo? Tale in fila come matta sai, tale Sì, però per sentirmi realizzata come donna ho bisogno non solo di affetto, ma ho bisogno di tanti diamanti, pietre preziose, di tanti piccioli, come dite voi terroni. Non ti preoccupare che io qualche gioielleria la annuncio. Stanotte mi faccio una passata tranquilla. L'ho sempre saputo che tu sei un uomo particolare. Esci la notte per andare a lavorare. Ah, sì, perché io non sai come non mi piace fare una vedere di chissà per le vie. Stai tranquillo. Mi raccomando, se non fai ciò che ti dico, dirò tutto a tua moglie. Ma che ci entra nel ca? Vedo per dire una cosa, sai, a chi c'è viene? Senti che la vigliarietta tu, poi dire voi nella parentela tutte queste cose, ma domani, scusami. Ma quale parentela? Ma perché secondo te io sto con tuo cognato per amore? Quindi o paghi o parlo. Vabbè, non ti preoccupare, non dici niente, tu dai. Io, vabbè, non ti preoccupare ora con me figlio che non siamo a banca. Va bene. Va bene. Ma dimmi una cosa, ma se tu con me cognato non ci stai per amore, perché ci stai? Che tuo piccio non ha. La storia è lunga. Quindi o paghi o parlo. Io non ho niente da perdere, ma tu sì. Va bene, dai, io pago, però ora fammi bere un paradiso, vedi? When I'm with you, it's paradise. No place on earth could be so nice. Aspetta, che premura, prima andiamo a bere, andiamo. Champagne per prendere un incontro. Andiamo a bere. Andiamo a bere. Tu si vuole infinucchiare, sta manciatara di uomini. Ma chi ci ha fatto mancare io dai anni? Perché Vittorio, mamma, perché? Perché è un crash disalorato, ma un cancere, perché non si merita queste cose. Tu a sapere, figlia mia, che quando uno nasce con il nudo, muore ancora più con il nudo. Forse tu ti quiccassi troppo una sciolietto e non avevo più intimità, picchizzo fossi Vittorio io. Ma eri in questa casa quando ci vedevo stare! Ma che stai dicendo? Ma che c'è trase? Sto discorso non c'è trase niente che tu che stai dicendo tu. La verità lo sai qual è? Che tuo marito, da un punto di vista di scemonaggio notturno, è una gran malva, non sa fare a fare niente. Ma Dio turisti! Tu le qui io che mi
carino. Anzi, ora sai che facevo? E mi ha chiamato la signora Logrande e ce la m'ha detto pure io che non è ancora in nota. Sai, Manu, un sogno sola mi consola e faccio la coppia io. Ma si può sapere che avete con tutto sto parracionato? Oh, avevo potuto giunto in mano, già volevo ammazzare. Ma perché già lo sapevi? Veramente, io con Gutiérrez ci stavo tagliando pani paese. Ma poi lo sai casaccio, a qualche ammazzare. Soltanto, signora Logrande, un discorso è bello dell'uomo. E avevo Pierre. Lei, a sapere, cazzita riso frate, con una fava, si sta ammoccando con picciona. E si picciona? Come fossero? Giusto saturato di me, io, e da cosa tu sei suo marito? Che cosa? Con me cognata? Sì. Guarda che mi sento male. Venite che mi sento male. Ma siete sicuri? Ma mettiamo che non ci occhi. Pure io ci credo, ma tanto così. Iniziamo senza marito, signora! Ma feci sotto l'occhio! Dentro la casa! E cazzita di me frate! No, ma se mi va bene! Se è pieno, se mi va bene! Però, prima io voglio soddisfazione! E la soddisfazione la volevo pure noi. Ma io stavo pensando piuttosto, ora appena sapete suo frate che succede? Che mi sa? Ma mi da scusare se già s'accusta all'improvviso, ma ne poteva fare a niente, perché chi tu che vite è veramente briognoso. Ma non devi parlarsi, cosa avete? Per caso, tagliava lo spioncino alla vuelta e poi ne esce la pinna abbracciato con sua cognata e dopo ancora 10 minuti a suo marito che la sapeva tutta. Io si sconcerì non l'hai visto mai. A chi siete qua per dare una bellissima notizia. Io ed Esther ci sposiamo finalmente e siete tutti invitati. Ma contentezza, come richiami? Pura mia! Mi sono deciso perché donne così è difficile trovare al giorno d'oggi. Hai ragione, è difficile trovare queste donne al giorno d'oggi. Però io ci lascio un consiglio a lei. Sto matrimonio annullato. Per sopraggiunti problemi connutali. Ma connutali rosse però! Oh, ma siete una cacciura, ma che volete dire? Non vi capisco. A quanto pare, oh frate, scopriamo che essere è di facili costumi, pautigliamoci, e viene a consumare a tia, e non si marito. Cioè, si scega per un buona, ma è zitta, sa fare chi vostro marito. Con tutti noi. Perché tu che mettevo sa, poi essere capola da Puro! Pensi che sgraziata che è, oh! Io che ci raccontato pure un bicchiere poi al finale! Ma io una fortuna che figlio, vedi a essere solo! Ma ci sta così, molto così, come se succede una uomo troppo vista come lei. Cazzo vuole la nostale, no? Una milanese. Tutto questo veniste a mia casa che c'ho un bello caffè. Eppure sapete chi ci dico? A bello cuore, come si suol dire, chiodo schiaccia chiodo, amore! Ma se consola buono, non ne pierde tempo. È chiamato l'ufficio, signorino. Parliamo di cose importanti. Ora appena venendo oggi che a fare? Carica a fare, ci facete trovare i valigie pronte, si nanna a giri di sta casa. Ma che dici? Una valigia magari ci metto i matti e qua settimana. Un po' di sti cassetti segreti mi schifo! Avevi ragione, mio marito soffre che ha bronchite, magari ci metto qualche magliona. Mi state facendo fare i curetti a matapollo tutte loro.
i magliona, i mutandoni lana. Ma che siete scemoniti siete? Ma le qui a così si fa? E mi c'è a preparare queste valigie più cose, ma me ne occupo. Ma quando siete cretini? Momenti d'amore a così appassionate ne ha mai vito né passato mai. Ai, ai, ai. Tu non ci crederai, ma pure io, momenti d'amore, vuoi dire cose che manco conoscia, ma... Io ci misi quella così a me cucchiere con una molto vicina a te. Non ci crederai così. Pure io ci misi con a mia moglie con una molto vicina a me. Scoprivo veramente che cos'è il vero amore. Ti faccio una bella conferenza. L'incia l'ascensore, oscuro, quanto vasate chiamerei a te. A figurare che se era più l'ascensore, io ne uscivo e mi abbrazzavo con la pianta. E tu me ne vai a te. Non ci crederai, ma pure io. Uscivi l'ascensore e mi abbrazzava una pianta di cacchio. Ah, ma sono sfortunato, dopo un gisto tutto. Sì, alle persone che stiamo parlando la stessa prima, che ci hanno futti a tutte noi. Ah, nostra è una relazione ammucciata ata. Appena lo sanno tutti ti puoi racciccare a casa asa. Niente compadre, con una cosa, appena c'è la situazione la santi nostre moghiere a casa, non la racciccare tutte noi. Eppure devi dire una cosa. Mentre mi bevevo un quarticello di vino e pensavo al mio amore, passavo un tabacchino. E disse, puoi essere che vincio qualche cosa a facci cani me suocera? Purtroppo vincivo solo 50 euro. Da 1025 e siamo la società. Ma non è questo neanche. Caccia su 25 euro siamo la società. Vinciamo 25 euro, perché vinci. Papà, ma come si com'era? Papà, ma siete neanche? Un pochettino però. Ma guarda il mio copianino, fai una cosa. Vai da Riccio e picca una bella bottiglia spumante che andava via, ma oramai sei grande. Sei grande. Nel pescatto non dicono altro di non bene. Io un po' da così non voglio, tu stai dicendo. Non ti preoccupare che una tanticchia contento pure a te, la pinna Natalia la pinna. Quando va a chiamare mamma che chissà è tutto mio. Papà, tu stai dicendo stai a chiamare la nonna. Ma chiama va chiama. Oramai la mia vita è cambiata ata. Maria la tutte noi. Si mette la benedizione, si riesce. I validi se ne stanno vedendo. Non solo ha una puzza di femmine, ma è diventato pure un mea come. Dai, inizia a bloccare di chi tu che facevi. Io ti abbassavo a chiuca e ma disgraziato. Ma che cos'hai? Vedi che io non feci niente completamente. Io mi compare innocente come l'acqua di un baccalaro. Tu zitto, di cassetto marito, schifiato così. Ciò che ti hai fatto mancare io. A questa pasta che fa suori che ti mettieri a noi su. Che ti hai fatto mancare. Mamma, alle persone che dice tutte cose sanno. Ma com'è che guarda siete a discendenza di tutto? Mamma, a conoscenza seria. Poi sì, sempre tutte cose sanno. Rivettino, con l'occhio mia. Pendere dalle labbra è un solo. Vi sta con su una casata. Ora vi pigliate i valigi e venite a Biello.
E tu, ma mannati piccole per campare, che io mi accattare pure i gratta e vinci, mi scegli io! Chissà un ciano, chissà! Mi puoi! Non ti preoccupare, ne vedremo troppo! Io sogno stanco in sta vita piatta, sogno stanco per annacare matto, ma di 26 anni, sì, voglio cambiare vita. Io mi sento un superuomo, mi sento come a King Kong. Che ti senti King Kong? Ma tu tutta più posso migliare lo scimmione che c'ha ragione. Un po'. E tu, non so così! Non riesco a parlare! Basta! Ma dacci una gutta minchia! Senti, quando un uomo mascolo come a mia viene tentata una donna femmina come a Chiesa, io non ci saccionine, va bene? La valigia sul letto è quella Ma di un lungo viaggio e tu senza dir niente hai trovato il coraggio. Vieni Cairiccia, ci sono i macchie e qualsiasi. Mutanda ce ne sono quattro pare. Se ti sei venuti la pecchia! Io ti misero, ma io da dolce vita e quattro buchi. Mi raccomando, Tonino, non fare un lasciato e lavati spisso. Ho buono, il lobino di poi ti cattivo io! Ma veramente cretini siete luocchi siete! I mutannoni, ma più una voi! Ma che siete stati noi come là a fare a vacanza tutte noi! Ma la dici ma che cavolo Aiuto, salvami da questa belva che mi vuole arrestare! Io che sono una santa! Sono una donna, non sono una santa, non mentarmi, non sono una santa. Tu sei una donna e manco una santa! Tu fai all'acqua santa! Già ti casceggiaste tutte cose! E comunque, per precisione, no all'acqua santa, ma alla libetta! Ma se ti chiede Piugnata, che non siamo! Tu venissi nella nostra casa per mettere quella la rupa vecchia! Io onestamente non sei capendo più niente. E pare che tu stai facendo un pochino il doppio gioco, dammi spiegazioni. No, tu non sentire nudo! Racci picciola Roger, questa casa sarà nostra! E tu! Volessi stare a me casa con mio marito! Ma io faccio Ma non va bene, se no sarò costretto a chiamare i rinforzi. Ma lascia! Come a dire la puttana, mica sbagliato! Come? E non riconosce più, ma cosa sei oggi? Qui sei già locca, che ne scappò la nota, non si chiama la location! Scappo tutta d'ora! Aspetta, Madre Maria, oppa, chi sta fotti a te? A me e a mio cognato puro! Ah, vuoi che King Kong, mi senta a scimmietà, non ne sa! Ma tutto chi sto perché? Ma perché tutto chi? Pure io perché? Ascoltatemi, voi senza prova non potete dimostrare niente. Oh, ma che ci fa con crocchetta dopo una cattolica? Ma ne proprio fa? Questo signore, questa faccivista, non sbagliamo. gestisce una poco la casa dell'appuntamento in città e la signorina è sua complice. Io a chi sono una canosa e l'ho visto proprio mai. Ma guarda. Ma se del melanista come fa a conoscere? Ma quale Melani? Ida da Baddarò, si chiama Giuseppina, in arte Giusina, e si mise d'accordo con Rocchè per fottirvi piccoli sta casa che voi avevate già pagato a suo fratello, ma sapendo che passerà suo fratello vi ha diseredato, e siccome noi ci stavamo in sopra, mentre tu
Ta spassi, io dovevo scappare il bello presto. E allora l'assegno di ceretta Idoron. Ecco, e fatti più furbo, se no ti vanno in pensione. Non malo, molto sui dotti a carriera vorrei tornare. Ora ci vado, ho direttore della banca. Pure carriera, io a che sono conosco e manca voglio conoscere. Oh. Signorina, vero, Io? Un canosciannotto. Avete sentito? Quindi, bello presto, datemi picciolo, che me ne vado, grazie. Chi mi dice di giocare già se ne esce? Voglio dire, non può feccerette, è scadasciato tutte cose. Si vede che la signorina si accolla tutti i reali e si fa decenni carriera. Ma della verità, ma qua c'è stato il pazzo, ma mamma! Ma Galeotti, la signorina tutta melanissima, tirru. Faceva finta con le capire, faceva finta, sta cosa inutile. Zitto, non parlare sotto e zitta! Ma tu ti pianze? Che io signoreggiato da spazza fuori! O conosco buono per il signor colonnello! Ah, Cudonico, portavano in caserma. Prego signorina, favorisca con me, forza! Ora tocca pantalone nero. Andiamo, forza, fuori! Non sapeva che non saresti scadasciotto, ma appena io voglio dire qui la casa, lo sapete, mi appena! Un ciornilare ma pazzo. Oh, non è tutto chino relace, ma cosa ne pazzo? Ma tutto ciò, che si mangia stasera? Io riuscissi a apparecchiare e mangiare tutto insieme, ma va bene? Ma chi siete italiani? Che italiani? Cateli fuori e state tutte le mughiere! Mi dispiace, Caimano, ma mangio un tipo di pitturare! Danno, quando era mamma a Mondello! Danno, quando era mamma a Mondello, non c'è che adderavano questa balla, che affugare ancora a chiossa! Peggio pittia! Ma non mi neghi pure. Mi dispiace, ma non c'è tesoro mondo che possa ripagare il tradimento di una moglie! Papà, hai meno salute prima che te ne va. Papà, non ti preoccupare, che quella nonna muore, mamma pipidona. Io sto buona mai, Natalia, non buona mai! Allora andiamo. Pompa. Che dici? Se 50 euro c'ha la maedda, che dici? È nostro figlio. Non me ne ma fatto la ma fare. Che mi a fare? Ecco, caccio che te vince. E se tra di voi nasce qualche cosa, noi ci avessimo prima a saperle, va bene? Allora, ne perdonate, oppure no? No, fuori! Era bravo, che tu, Oh, mi chiesti un biffista pure ai figli, mi chiesti un biffista. Ci sono 500.000 Pensiamo 500.000 euro a te vincere! No! Non esiste 150.000 e chi l'ha 150.000 sono i miei! Sono una niacchia solo! No, se carabinieri! Ma che facete ancora a capitare queste valigie? Buttateli in carina, mangiate! Chi sono piccolezze che si vogliono pitturare? Ma io sono più! non mi ho troppo felice, ma mangio di pitturare! Io non sapevo che tu non mi hai fatto niente e che fossi trascinato! Via. Oh, di chi fanno fare i piccoli, con i quali mi fanno scontare. Ma devo dire una cosa, io ormai non ho più motivo di travagliare.
Me ne vai un pensione perché mi goderà la famiglia. Basta, basta. Saccura che tu che fai, Tony? Perché un paro di quota si può perdonare, non parano! Ah, basta. Cara colomba, noi rimaniamo non notaro. Io voglio un contratto scritto che la tua matai sarà almeno 50 metri lontano dalla nostra stanza di letto, va bene? Hai ragione, marito. Mamma, io di stasera e pieri i voglio guardate solo di mio marito. Va bene, facciamo la prova con un mese, casomai poi vediamo che cosa va a fare. Scusatemi, ma sto gratte vince. Una reale se vanno a... È reali surreali e non si trovano una chiare. Ah, perciò chitto è un uasso. Ecco, Natalia, andiamo ricussa a preparare un matrimonio. Sa, voglio un trattenimento tutta a base di dura e poi sta casa arrivederemo tutta a voglia tipo foresta. Ah, stai a durare sti piccioli. Non mi scaricate, qualche cosuzza o mi se va a passare. Cioè, compa, come si so dire in palermitano? Siamo rotto, ora ne rispondiamo. Ma in compenso, ne riso il perdono delle nostre morti. Che è la cosa più importante, sì. Perché uno nella vita può vedere meglio il dirittamento del mondo, i meglio figli, i meglio piccoli, e credere di essere felici. No. La felicità quando ti quattro mura alla nostra casa, sì, i nostri moglieri, i nostri figli, i nostri suoceri, tinti per come sono. E quando uno si così pierde, si adduna veramente ad avere perduto la vera felicità. Grazie. Grazie veramente. Prima di terminare vorremmo presentare la compagnia, cominciando da coloro i quali lavorano dietro le quinte, ma non per questo meno importanti di chi sta sul palco, cominciando da lei che oggi ha ricoperto 2 ruoli molto importanti, la nostra preziosa suggeritrice, e ha dato la voce al nostro Cocorito, signori Piera Buttini. Cocorito, Cocorito, è un vecchio pappavalle, è scampato a tanta guerra. Poi al nostro tecnico audio, signori Gabriele Leonardi. Non che scenografo, non che scenografo, non mi conto, non dimentico. Vi devo sempre chiamare. Non ci posso tu. Lo so, amore mio.
come avresti fatto in questi 40 anni non lo so. E adesso andiamo a presentare la compagnia. Iniziamo con Natalia Lapinna, Simona Torregrossa. Esordiente, però se l'è cavata nella nostra compagnia, se l'è cavata alla grande, come è stato esordiente lui, il nostro colonnello Antonello Bartolone. Abbiamo fatto una bellissima coppia, un padre mogliere, ma parlo dell'appuntamonico! Avanti! Giovanni Lorello. Sono entrato troppo nella parte, io quello quando incontro pensare, state appuntato, la madre. A me mi chiama appuntato al maresciallo. Signori, ha ricoperto un ruolo un po' particolare, però se l'è cavata alla grande, Sergio Faragna! Mino Cilapici! Il padrone di casa, signori, Rosario Buongiorno! Nano Kid, il Nano. Mia moglie Dorotea Mirino. Mia moglie Lucia Coniglio. Mia suocera Giovanna Conti. È la parte più onesta e sincera della commedia, la bravissima, che ha curato anche il trucco, ha fatto diventare mezzo cristiana Giovanni, Floriana Piazza. E allora presento colui che mi sta accanto da una vita. Le nostre mogli sono sempre gelose, lo sai. Prima o poi questa unione si farà. Il grande Marcello Faragna. Dal 93 l'ho presentato in tutte le maniere, non ho più aggettivi. Signori, per voi grande Giovanni Mazzara. E niente, vorremmo ringraziarvi veramente perché con le vostre risate noi là dietro ridavamo pure. E quindi dopo averla fatta da un sacco di tempo per noi questa è una grande soddisfazione. Abbiamo goduto molto in questa commedia, tutti, ci sta regalando veramente grandissime soddisfazioni. Pare che stesse parlando tipo... No, in realtà ti volevo dire questo, nel senso che io mi sono impersonato nel personaggio. E l'altro giorno, ve la racconto così, sono uscito perché non avevo tempo, sono uscito per strada così. C'erano i rubicetterini che camminavano con motore. Prima di concludere, di congedarvi, volevo ringraziare il nostro padre per l'opportunità che ci dà di recitare in questo teatro. Un applauso. Vicino operatore Davide Bambolo, grazie. E poi l'applauso, quello più sentito, perché senza un pubblico non ci sarebbe uno spettacolo sul palco. Grazie nostro meraviglioso pubblico e per voi.